Un morto ed un ferito non grave. Questo è il bilancio dell'incendio scoppiato in un appartamento al quarto piano della Palazzina, al civico 119 di via Leucatia, Catania. Le fiamme, divampate per cause accidentali e non dolose, come si era appreso in un primo momento, non hanno lasciato scampo all'anziana donna che abitava l'unità immobiliare, Maria Carmela Gresta, di 73 anni. Nell'appartamento al momento dell'incendio si trovava anche un ragazzo Down di 15 anni, nipote della vittima. L'adolescente è stato soccorso dai vigili del fuoco, non ha riportato ustioni, ma è apparso in stato di shock e con sintomi di intossicazione da fumo. È stato prelevato da un'ambulanza del 118 e trasportato in ospedale. Fine atroce invece per la pensionata. I pompieri l'hanno trovata ormai senza vita su una poltrona. Le fiamme, secondo quanto emerso dagli accertamenti fin qui condotti, potrebbero essere scaturite da una presa elettrica multipla collegata ad un computer. Nell'appartamento abitavano anche i genitori del ragazzo Down, che sono figlia e genero della donna deceduta e che al momento dell'incendio erano fuori per fare la spesa.